Benvenuti e ben ritrovati. Oggi è lunedì 5 gennaio 2026. Il sole sorge alle 7:38 e tramonta alle 16:54, la luna sorge alle 18 e tramonta alle 9:58. Oggi è il giorno di Santa Amalia. Il nome Amalia ha origine tedesca e vuol dire vergine della macchia. Oggi, 5 gennaio, è la vigilia dell'Epifania. In molti paesi cattolici di lingua spagnola, questa sera è la vigilia della Cabalgata de Reyes, che precede l'arrivo dei Re Magi con festeggiamenti ed eventi. La tradizione di appendere le calze nella notte dell'Epifania per ricevere doni, dolce o carbone commestibile ha diverse ipotesi sulle sue origini. Una popolare ma non confermata leggenda la collega a Numa Pompilio, uno dei re di Roma, che avrebbe appeso una calza in una grotta durante il solstizio d'inverno per ricevere doni da una ninfa. Nonostante le incertezze sulle sue radici, la tradizione delle calze rimane viva per adulti e bambini. Festeggia 75 anni Christian De Sica, attore e regista figlio del grande Vittorio De Sica. Ha esordito sul grande schermo nel 1976 per poi affermarsi negli anni 80 e 90 con numerosi film di successo, spesso in coppia con Massimo Boldi. Tra i suoi titoli più noti ci sono i cosiddetti cinepanettoni. Ha anche diretto alcuni film come Natale a New York e Natale a Beverly Hills. È sposato dal 2012 con Silvia Verdone, sorella di Carlo. E infine auguri all'attore statunitense Bradley Cooper, che oggi compie 51 anni. Ha debuttato al cinema nel 2001 per poi ottenere il successo internazionale con la commedia Una notte da leoni. Da allora ha recitato in diversi film come Il lato positivo, American Hustle e American Sniper. Nel 2018 ha debuttato alla regia con A Star is Born, in cui ha incontrato e cantato accanto a Lady Gaga, ricevendo altre 3 nomination agli Oscar come regista, attore e sceneggiatore. Giuseppe Fava, quella sera del 5 gennaio del 1984, si trovava in via dello Stadio, nella sua Catania. Aveva appena lasciato la redazione del suo giornale I Siciliani, sul quale denunciava gli affari della mafia. Non ebbe il tempo di scendere dalla Renault 5 che fu ucciso da 5 proiettili alla nuca. Cosa Nostra lo eliminò, anche se il sindaco di allora sostenne che la mafia a Catania non esisteva. Secondo gli psicologi, le abitudini quotidiane all'interno dell'ufficio possono comportare un rischio di esaurimento. Uno studio afferma che il modo migliore per evitare l'affaticamento e lo stress sul lavoro è ignorare i colleghi e isolarsi, rimanendo concentrati sulla propria attività, per esempio utilizzando le cuffie. È passato alla storia come l'affare Dreyfus. L'ufficiale francese il 5 gennaio del 1895 venne ingiustamente degradato e condannato all'ergastolo sull'Isola del Diavolo nella Guyana per presunto spionaggio a favore della Germania. Fu scagionato solo nel 1906. Tra i suoi difensori lo scrittore Émile Zola con il suo intervento giornalistico denominato J'accuse. Oggi vi spiego il significato di pezzo da 90. Questo termine si usa per indicare una persona molto importante che si distingue dagli altri, ma da dove viene? Ci sono diverse teorie. Secondo la prima si riferisce ai cannoni usati nella Seconda Guerra Mondiale, che avevano un calibro di 90 e appunto facevano molti danni. Secondo un'altra viene dal dialetto siciliano e significa un petardo molto grande che si utilizzava nelle feste di paese. Infine c'è chi sostiene che nasce dall'ambiente della mafia, dove i pezzi da 90 erano i capi più potenti e temuti. Anche l'antica Roma ha avuto il suo Robin Hood, un brigante leggendario che rubava i ricchi per dare ai poveri. Maestro di travestimenti, all'inizio del III secolo raccolse 600 uomini tra schiavi e derelitti, scatenando una vasta aneddotica. Catturato, fu dato in pasto ai leoni. E ci salutiamo anche oggi con la nostra frase del giorno. Il nostro compito al mondo non è avere successo, ma continuare a fallire con lo spirito allegro. E con questo si conclude il nostro almanacco di oggi. Io vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento a domani, sempre qui, sempre alla stessa ora, per scoprire insieme altre curiosità e storie dal mondo. Buona giornata e buon lunedì dalla vostra Jaira.